Cari amici e amiche di Sicina Magazine, la 21esima edizione di Sposami illumina il suggestivo scenario di New Dogane Levante nel cuore pulsante di Catania. Si tratta della manifestazione più glamour del settore wedding ed eventi, che torna con uno stile moderno e cosmopolita per un'edizione ancora più urban. Un happening che dura un weekend con aperitivi, performance live e sfilate da condividere con i migliori esperti e manager del settore. Restate con noi. Siamo con Barbara Mirabella, imprenditrice e ideatrice di Sposami. Ma perché questa edizione si chiama Urban? Perché siamo tornati in città, siamo alla Dogana, da Nuri del Levante, in questo spazio magico metropolitano che ci ha stupito e accolto. Ci siamo innamorati dell'idea di fare un weekend dedicato ai migliori manager del settore eventi che potessero dialogare in un contesto un po' destrutturato, come di fatto è questo spazio, in salotto, in queste suite dove è possibile tra un cocktail e un aperitivo dialogare e progettare la propria festa dei sogni. Aspettiamo ragazzi e ragazze che abbiano il desiderio, o coppie adulte con le idee ben chiare, che abbiano il desiderio intanto di progettare con i nostri professionisti la loro location, il loro catering, il loro video o servizio fotografico, tutto quello che però deve diventare sempre più personale. Io dico che il lusso oggi non è esclusivamente spendere tanto, ma è proprio la possibilità di rendere speciale e sartoriale il proprio evento. Barbara, nel frattempo ci ha raggiunti anche Marco, ma qual è il target per gli sposi 2025? Molto social? È molto social, ma non è un target solo riferito agli sposi, è un target che abbraccia chiunque voglia far rendere il proprio giorno, il giorno del proprio evento, un giorno davvero eccezionale. Abbiamo scelto veramente la bellezza, lo stupore, anche se vuoi un po' la follia, però è davvero una soddisfazione il risultato che abbiamo sotto gli occhi. Ma durante quest'happening di un weekend cosa si può vedere? Intanto cosa si può provare? Perché quello che vogliamo lasciare sono le emozioni e la conoscenza di poter partecipare e dialogare con questi imprenditori in questi salotti. Adesso ho visto che avete girato un po' per le nostre suite e quindi la sensazione è quella di sedersi tranquillamente e cominciare a progettare. Progettare bisogna farlo in maniera serena, quindi sicuramente questo credo sia il primo dei sentimenti. Poi certamente la vista, un po' l'evento dei cinque sensi. Happening vuol dire mettere insieme le persone. Noi abbiamo il desiderio che in questi 3 giorni i catanesi, i siciliani ci vengano a trovare per stare insieme a noi e ai nostri imprenditori. Il Giardino delle Feste è un angolo che accoglie i ragazzi e le ragazze che vogliono celebrare il loro giorno per essere accompagnati verso il party da sogno. Siamo con Emanuele Bettino, speaker e conduttore dell'evento. Siamo nel backstage di questo vero e proprio spettacolo. Domani ci sarà l'ultimo pomeriggio. Come sta andando? Il nostro salotto eventi è un giardino stupendo all'interno del quale passeranno le più belle anteprime 2025 per quanto riguarda gli abiti da sposa, da sposo, da cerimonia, tantissime altre mode riguardo il video, per quanto riguarda gli spettacoli a LED per esempio e tante altre cose, per esempio gli intrattenimenti musicali. Non si può certo svelare tutto, oggi è stato un grandissimo successo, lo sarà anche domani naturalmente, ma la cosa stupenda è che le anteprime camminano proprio a stretto contatto con il pubblico del salotto eventi, perché le nostre modelle passano proprio vicino alla gente che viene a vederci, proprio al centro della città, per una Urban Edition assolutamente da non perdere. Allora venite a trovarci anche domani. Certo che sì, qui a Sposami, New Dogane. Ciao!